Il Consorzio Agrigentino per la legalità e lo sviluppo ha un importante partner, un privato, in questo caso l'Unicredit, che destina dei fondi importanti, dei fondi interessanti, comunque dei fondi che permettono sicuramente al Consorzio di poter gestire beni confiscati alla mafia e di andare avanti. Il Presidente Maria Grazia Brandara. Sì, lo stanno già facendo anche altri sull'immobile e sui terreni di Naro, e in particolare oggi invece il dottor Bertola, che è responsabile per la Sicilia dell'Unicredit, ci darà un contributo economico da utilizzare proprio qui a Favara, che è la sede legale del Consorzio. Laddove c'era un immobile abusivo costruito con i proventi illeciti provenienti da illeciti mafiosi, è stato abbattuto e oggi c'è un giardino della memoria preparato, allestito con i fondi del PON Sicurezza. Oggi proprio lì, grazie a questo contributo, avremo la possibilità di dedicarlo ai bambini, perché nell'idea c'è quella di, attraverso il gioco, usare il gioco come metodo e strumento per una nuova cultura dell'antimafia. Io credo che una banca abbia il dovere di dare una scelta di campo evidente. Noi l'abbiamo dato in tanti modi, questo è uno di quelli. Abbiamo fatto un progetto che nasce tra l'altro da un prodotto tipico bancario, che è una carta di credito che si chiama carta etica, e dal quale noi traiamo il 3 per 1000 che destiniamo al territorio. L'altro anno abbiamo fatto nel campo del sociale in senso lato, quest'anno vogliamo farlo anche nel sociale, ma indirizzato a attività che utilizzano beni confiscati dalla mafia, per dare un segnale che a noi la legalità interessa. Unicredit si sta impegnando moltissimo sul tema dei beni confiscati, sostiene in varie forme la tematica, che soprattutto sul territorio agrigentino costituisce veramente, io non voglio dire neppure una scommessa, è una grandissima opportunità, un'opportunità di lavoro, un'opportunità per riappropriarci del territorio, e in questo Unicredit ci sta davvero accanto in ogni modo. Oggi con questo contributo, ma col suo lavoro a volte anche veramente silenzioso, ha dato e costituisce un pilastro fondamentale nello sviluppo della gestione dei beni confiscati ad Agrigento. Un intreccio tra pubblico e privato, spero che si possa allargare nei prossimi giorni anche con altre iniziative di privati che investono su un settore importante che è molto più produttivo di quanto si possa pensare: la lotta alla illegalità e alla mafia.